Essere femministe oggi, per me almeno, significa difendere tutte quelle donne che nel mondo si battono per i diritti e le libertà. Noi donne occidentali siamo nate, abbiamo avuto la fortuna di nascere nella parte del mondo fortunata, appunto, la fortuna di potersi esprimere, la fortuna di poter studiare, di poter avere pari opportunità, nonostante la fatica che anche in Occidente le donne fanno. Ma chi se non noi che abbiamo questa fortuna ha il dovere morale e politico di battersi per i diritti di chi invece non ha voce? Pensiamo appunto alle donne afghane che dopo 20 anni di una sorta di democrazia diciamo sperimentale si sono ritrovate improvvisamente nel Medioevo. Ecco, io credo che questo un'Europa emancipata, un'Europa giusta non lo possa consentire.